Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Famiglia di aver avviato le procedure per il recupero delle somme spese dal Comune di Agrigento per l'acquisto di SUV e PC con l'utilizzo di fondi destinati a famiglie, servizi educativi e centri estivi, adesso è la Corte dei Conti a presentare il conto. Infatti, nei giorni scorsi, ai due funzionari comunali che si sono occupati degli aspetti burocratici della vicenda, ossia il RUP Angelo Orlando e il dirigente di settore Gaetano Di Giovanni, sono stati notificati ingiunzioni di pagamento per complessivi 120.000 euro, 60.000 euro a testa, volti a ottenere la restituzione delle somme spese per fini ritenuti illegittimi per l'acquisto di automobili SUV e computer con fondi destinati a famiglie, servizi educativi e centri estivi. Il Ministero, inviando una lettera di conoscenza al vicepresidente provinciale del Codacons di Agrigento Giuseppe Di Rosa, che ha sollevato il caso, definisce centri con l'utilizzo delle somme destinate ad attività sociali per l'acquisto di auto del genere e computer. Il Ministero ha revocato i fondi disponendone il recupero e ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti. Il municipio, nelle scorse settimane, ha inoltrato al Dipartimento preposto una nota in autotutela con la quale si chiede appunto di non revocare il provvedimento di restituzione dei soldi, ritenendo corrette le procedure seguite.